Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swabha Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sujivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishikanditanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Perché ho scelto questo titolo? Non ho anche mai visto Star Wars. Solo che c'è è molto significativo. È anche collegato con una grande festa che va celebrato lunedì, sarà celebrato, festeggiato lunedì, ma visto che questo ultimo sabato che siamo insieme, parlerò a riguardo questo evento, questa festa. È molto significativa e molto collegamento con questa frase. Non è una frase di fantascienza. Riesci a sentire con il ventilatore? Nonostante il ventilatore. Prossimo anno prenderemo l'aria condizionata. In un altro posto però. Un altro posto. E questa frase a me è venuta in mente perché c'è un amico mio, un monaco, che ha una vita molto particolare, molto interessante, che lui ogni anno, un monaco Hare Krishna, e lui ogni anno, negli ultimi anni, ha attraversato tutto, perché lui è canadese, e lui attraversa tutto il Canada a piedi, ha già fatto varie volte, sono 6.000 chilometri, cose così, tutti i giorni 30-40 chilometri cammina dalla strada, per stare vicino alla natura, vicino alle persone, vicino al mondo. E lui ogni volta che scrive un racconto, perché siamo amici anche a Facebook, racconta un po' sue avventure, quel giorno lì si firma così. Forza sia con me. Allora, che cos'è la forza e da dove viene la forza? Noi in realtà siamo piccoli particelle di energia, ma allo stesso tempo siamo non è lui che cammina, lui è un monaco ma vive in India, non cammina, che abbiamo fatto il titolo La forza sia con te, perché c'è questo monaco che si chiama Bhakti Marg Swami, che fa questa. Poi appena finito quest'anno invece ha deciso di attraversare tutte le Stati Uniti a piedi. E dove prende la forza? Da dove viene questa forza di camminare così tanto? E da dove viene la forza vitale dentro ognuno di noi? E questo è collegato con la festa che festeggeremo lunedì, che è l'apparizione. Il martedì dopo sarà la festa di Krishna, l'apparizione di Krishna, che si chiama Janmashtami. Janma vuol dire nascita o apparizione, e la festa Ashtami, la festa dell'apparizione.
Invece questa lunedì è la festa di Balaram. Chi è Balaram? Una volta era la festa della consorte di Krishna, qualche anno fa, c'era uno qua che era qui per forse la prima volta, una delle prime volte, e l'ho spiegato che questa personalità Radharani, la consorte di Krishna, è l'amante di Krishna, di Dio, e lei è andato in tilt, venendo da un passato cristiano non riuscito a capire. Invece questo, dopo domani festeggiamo l'apparizione del fratello di Dio. Dio ha un fratello, ha un amante, ha moglie, perché Dio è una persona, le origini di tutte, perché noi siamo persone, perché la nostra origine è una persona, la fonte di ogni cosa è una persona. E queste le cose voglio passare dalla forza, perché questa frase, la forza sia con te, è una frase che potrebbe essere visto impersonale, contrario al personale, come una frase impersonale, perché forza o energia viene di un energetico, una fonte di energia. Ogni cosa di energia che vediamo ha un fonte, un'origine, l'energetico, fonte di energia, che è una persona, che ha personalità. Invece noi, generalmente le persone sono più interessate nell'energia stessa, senza rendersi conto che questa energia ha un'origine, ha una fonte. Come vediamo, questi ventilatori stanno girando perché c'è un'energia elettrica, hanno attaccato, e non siamo molto interessati, non siamo qui ad analizzare dove è la fonte dell'energia, dove è la powerhouse o centrale elettrica, sì, centrale elettrica. Quanti di voi, quando abbiamo acceso il ventilatore, avete pensato, allora la centrale elettrica, chi c'è oggi nella centrale elettrica che sta gestendo tutta l'energia che arriva qua? Nessuno. Sono quasi sicuro che nessuno. C'è anche passato nella mente dove è la centrale elettrica, dove arriva questa elettricità che fa andare il vento. No, siamo contenti che c'è l'energia, almeno non c'è l'aria condizionata, ma almeno c'è una ventola che gira con l'aria. Non posso immaginare casa tua, non sarebbe questa giornata. 24 Solo? Ma anche da noi. Lui è un monaco che vive in India, un luogo più santo dove è apparso Krishna 5.000 anni fa, si chiama Vrindavan, e lì sono sicuro, forse non questo mese, perché il vero caldo in India viene a maggio-giugno, e lì arriva anche 50 passa a volta. Cioè lui è riuscito a resistere infatti lui c'è una casa sottoterra, per quei 2 mesi lui sta sottoterra. Allora questa forza vitale, o l'essere, l'anima, che è un'energia, ha un sorgente, un'origine. E la realizzazione spirituale, la realizzazione del sé, significa come realizzare la relazione tra noi, la forza vitale, l'anima, l'essere e la fonte dell'energia. Come questa ventola elettrica ha una certa relazione, dipende dalla centrale elettrica. Se non c'è il collegamento con la centrale elettrica, questa ventola non serve a niente, è solo un pezzo di ferro che non ha nessun valore da solo. Ma quando è collegato con la centrale elettrica, almeno un certo valore c'è. E anche noi,
come forza vitale, forza spirituale, la personalità, che siamo l'energia che dentro questo corpo, la forza dentro un involucro materiale fatto di atomi, eccetera, dove la forza vitale gestisce questa energia materiale, temporanea, atomica, che gira intorno alla forza vitale. Solo che stiamo pensando come questo ventilatore, stiamo pensando come vediamo il ventilatore, non è lì, gira, perché l'ho attaccato e gira. E stiamo dimenticando perché viene naturale, come abbiamo dimenticato, non pensiamo che questo ventilatore ha una relazione con il centrale elettrico, abbiamo dimenticato che noi come forza vitale dipendente abbiamo un collegamento con la fonte dell'energia, il centrale dell'energia, la fonte di ogni energia. E realizzazione spirituale significa come ricollegarsi, ricordare e rimettersi in contatto. Perché vediamo che il nostro dicono che le percentuali utilizziamo il nostro cervello, per esempio, la nostra mente, la nostra intelligenza, utilizziamo un millesimo, piccolo percentuale della capacità reale. E nello stesso modo utilizziamo un piccolo percentuale del nostro, perché per natura, quando siamo collegati con la forza originale, la centrale spirituale, realizzeremo il nostro vero eterno. Abbiamo tre qualità, perché l'origine di ogni cosa è una certa qualità. Si dice Sat, Chit e Ananda. Sat significa eterno, Chit significa conoscenza e Ananda vuol dire pieno di beatitudine, pieno di felicità. E anche noi abbiamo queste qualità, no? Perché abbiamo tagliato la corrente, siamo scollegati dalla corrente, le fonti della corrente, non stiamo sperimentando queste tre qualità. Sat, eterno, siamo sempre pieni di paura per il nostro futuro, cosa succede, che sentiamo sempre in pericolo, paura per la morte, che tutto finirà, così non stiamo sperimentando la nostra natura eterna. Conoscenza siamo sempre, perché c'erano queste grandi università qua a Bologna, perché le persone devono studiare per avere conoscenza, per superare l'ignoranza, che cominciamo ignorante e studiando, andando a scuola uno diventa pieno di conoscenza, ma manca sempre qualcosa. La conoscenza solo di questo pianeta è molto limitata. Gli scienziati non sanno cosa c'è veramente nel profondo dell'oceano Pacifico, per esempio, perché ci sono tanti punti nel mondo, anche su questo stesso pianeta, che non hanno la vera conoscenza di cosa c'è, come funziona. Che dire di altri pianeti, altri universi, altri galassie. Come l'ho detto, io non ho mai visto Star Wars, da dove viene queste frasi, ma non ero un grande fan di fantascienza, onestamente. Mi piaceva più cose storiche, cose che avevano già successo. La fantascienza non mi interessava più di tanto. Perché c'è così tante cose belle di sapere che non sono fantascienza, che sono reali, che sono veri, che sono al di là della nostra visione limitata, senza inventare niente. E questa fonte di conoscenza viene dalla conoscenza vedica, conoscenza della letteratura vedica, in particolare Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, e altra letteratura,
che ci dai conoscenza rivelata, conoscenza che scende dalle dimensioni al di là di questo mondo temporaneo. Così è cose che non riusciamo con i nostri sensi a raggiungere con i nostri sensi limitati, ma viene rivelata dall'alto, che scende. Invece il solito metodo cosiddetto scientifico per raccogliere conoscenza è attraverso i nostri sensi cerchiamo di aggrappare e vediamo quanto è limitato, quanti errori che facciamo. C'è mio figlio che lavora con questo microscopi, che è una fisica, che lavoro, mi ha spiegato ma non ho capito molto, ma questi microscopi supersonico che riescono a tagliare il cervello e operare sul cervello di un moscerino. Guardate questo telescopio. Molto importante, molto utile. Perché i nostri sensi sono molto limitati. Io non riesco anche a leggere se non metto gli occhiali adesso, con le vecchiaia, non riesco anche a leggere scritte così, che dire di vedere il cervello di un moscerino con questi sensi. E così gli scienziati, il loro metodo è di creare strumenti, macchine che aumentano il potere dei sensi, ma è sempre molto limitato, sempre quasi insignificante paragonato alla conoscenza che c'è da acquisire dall'universo. Invece attraverso il metodo semplice questa forza può scendere su di noi se approfittiamo della conoscenza, vedi questa conoscenza rivelata in questa letteratura, che è meraviglioso perché ci racconta cose che non riusciremo mai a aggrappare o a raggiungere con i nostri sensi limitati, ma allo stesso tempo sono realtà che parla proprio della nostra natura originale, la nostra natura, nostra forza vitale, che è l'essere spirituale, l'essere individuale. E questo, come ho spiegato, dopodomani c'è la festa di Balaram. Chi è Balaram? Volevo leggere due frasi, che è la definizione di queste parole, Bala e Rama. Bala, Rama. Bala significa, lo leggo direttamente in buon italiano. Questo è un piccolo paragrafo da un libro molto bello, che si chiama Libro di Krishna, che è tutto il racconto di tutte le attività, dalle origini di ogni cosa, quando è venuto nella sua forma originale, personale, apparso su questo pianeta 5.000 anni fa, che sarà festeggiato 15 agosto, la fiera agosto. C'è anche motivo per festeggiare, perché non ho mai capito, da quando sono in Italia non ho mai capito, Ferragosto è festa, ma perché? Perché è festa, di cosa festeggia? Quasi nessuno è riuscito a rispondere. Grazie. Erano le ferie Giusto. Quello è un altro discorso. Non è cristiano, grazie. Poi è stato assunto come festa cristiana, sì. Okay. Noi quest'anno, perché ogni anno cambia, perché questo calendario di queste feste vedici sono sul calendario lunare e così ogni anno sovrapposto sul calendario solare cambia il giorno. Quest'anno capita il 15 agosto. Se avrai l'opportunità
o a Firenze, al centro Villa Vrindavana a Firenze, o a Prabhupadesh a Vicenza, o se siete a vicino Milano, ci sono i centri dove fanno un grande festeggiamento molto bello, una giornata che finisce a mezzanotte con grandi cerimonie a mezzanotte, anche tante cose prima. Vi auguro, se avete la possibilità, di avvicinare, stare in uno di questi centri quel giorno lì, quest'anno 15 agosto. Allora, questo è invece il suo fratello Balaram, perché tutte le relazioni che vediamo in questo mondo, che sperimentiamo in questo mondo, hanno origini, non è che è venuto a caso, perché c'è padre, madre, figlio, fratello, sorella. Queste relazioni sono sempre state in questo mondo. Perché? Perché non qualcos'altro? Perché non qualche altro arrangiamento? Perché ci sono sempre? Perché hanno un'origine, hanno una sorgente originale di dimensione spirituale, dove tutte queste relazioni sono vissute nella perfezione, sono vissute con queste qualità di Satchit Ananda, eterno, pieno di conoscenza e felicità. Invece questa è una riflessione di questa relazione nella dimensione spirituale. Quelle che vediamo qua hanno queste origini nella dimensione spirituale. Così tutti quelli che stiamo sperimentando qua è un'origine nel mondo spirituale, nella dimensione spirituale, solo che è senza l'inebrietà, perché tutte le relazioni, il fratello a volte è simpatico, a volte non è tanto simpatico, a volte prima o poi muore, una delle due muore. Tutte le relazioni hanno una dolcezza, qualcosa di bello e qualcosa di amaro. C'è sempre qualcosa che non è molto piacevole in ogni tipo di relazione, qualcosa di bello e qualcosa di spiacevole. Invece in dimensioni spirituali, in origine, sono relazioni che eternamente continuano a migliorare, sempre più belle. E questa relazione viene spiegato che Balaram è il fratello maggiore di Krishna. È stato chiesto a Lakshman che la prossima vita non vuole fare il fratello minore, vuole fare il fratello maggiore. Ma quella è un'altra storia. E Balaram, adesso leggo, il Signore rivelò quindi a Yogamaya che Ananta Shesha, la sua emanazione plenaria, si trovava nel grembo di Devaki, poiché irresistibilmente attratto al grembo di Rohini, sarà conosciuto col nome di Sankarshan e sarà la fonte di ogni potenza spirituale, o Bala. Balaram vuol dire la forza spirituale, perché Balaram in realtà è considerato il primo maestro spirituale, la prima guida, la fonte di guida spirituale. È anche la prima emanazione divina, la prima emanazione da Krishna, da Dio. E lui ha questa funzione, che da lui viene la misericordia, la compassione per essere coinvolto in questo mondo materiale. E così lui, vedi tutti, sta cercando di pensare di una storia, qualcosa più leggero. Lo so, grazie a tutti che siete venuti, e non credo che solo perché siete troppo poveri per andare al mare. Vorrei pensare che solo perché siete troppo poveri per andare al mare. Ci sono anche persone qui da Forlì che più vicino al mare che qua. Ci voleva niente, quasi ci vuole da Forlì per arrivare al mare. Mezz'ora, E se vai di giorno, se non dormi lì, se dormi a casa, non costa niente non andare al mare. E Balaram è il maestro spirituale originale, che ci dà la forza
ci dai la forza per uscire da questa condizione in cui ci troviamo nel mondo materiale e tornare alla nostra condizione originale di Satchidananda, come menzionato. E per quello bala significa forza, grazie a cui si potrà accedere alla felicità più alta, Ramana. Dopo la sua apparizione, l'emanazione plenaria Ananta sarà dunque conosciuta col nome di Sankarshan e di Balaram. E perché il principio di maestro spirituale è fondamentale nella cultura vedica, perché significa che conoscenza è liberazione che scende dall'alto e arriva a noi qui in questa dimensione materiale. E invece di aggrappare con i nostri sensi, cercando di acquisire conoscenza attraverso sensi che sono per natura imperfetti. Come ho detto, mio figlio deve stare lì con il microscopo per vedere il cervello di questa povera moscerina. Hanno inventato questi strumenti, spero che c'è qualche scopo medico, credo, immagino che c'è qualche scopo superiore medico per il benessere della gente, sempre acquisito con i nostri sensi e rimane sempre imperfetto, sempre limitato è quanto sono limitati i nostri sensi. Invece conoscenza che viene rivelato dalla dimensione al di là di questo mondo materiale è perfetto. Come mi viene sempre in mente l'esempio di una maze, come si dice maze? Quando deve girare qua, girare là, non riesci a capire. Labirinto. Quando sei dentro del labirinto, con i tuoi sensi, e magari ci sono tutte le specchie, con i tuoi sensi non riesci a capire come uscire, perché sembra che forse la porta di là, poi giro e continui a girare e non riesci a capire con i tuoi sensi come uscire. Invece se c'è un amico che è presente al di sopra del labirinto e lì fuori, magari su un gru in alto e lo guardo, gira a destra, gira a sinistra, gira a destra, gira a sinistra, vai un po' più avanti, poi e ti guida, è semplice, diventa molto semplice, tutto diventa semplice, ma se tu stai lì a lottare con le tue abilità limitate, con i tuoi sensi limitati, puoi stare lì giorni e giorni a cercare di attraversare. Se è un labirinto fatto bene, ti trova, forse ho trovato, ups, e ti trovi di nuovo, questo mi sembra, l'ho già visto, questo è dove ho cominciato, e questo è quello che succede a noi tante volte. Cerchiamo di risolvere i nostri problemi con i nostri sensi e la nostra intelligenza materiale e facciamo tutto il giro, poi alla fine siamo alla punta di partenza, ci troviamo di nuovo alla punta di partenza e non abbiamo risolto niente, siamo di nuovo a battere la testa contro lo specchio e contro il muro. Invece se accettiamo questa forza superiore che scende dalla dimensione spirituale attraverso il guru, il maestro spirituale autentico, diventa una passeggiata, diventa facile. Anche dentro il labirinto diventa un passeggiato, perché sappiamo dove andare, sappiamo come uscire. E questo libro qua, Bhagavad Gita, è un libro, un testo, è un manuale, una guida di come uscire da questo labirinto del mondo materiale, come uscire
dalla nascita, dalla morte, dalla vecchiaia, dalla malattia. Come uscire da queste cose una volta per sempre e ritornare alla nostra forza originale che è eterna, piena di felicità. E perché c'è questa personalità Balaram? Perché non ce la facciamo da soli, non ce la facciamo trovare l'uscito da solo, abbiamo bisogno di aiuto. Infatti Krishna in questo stesso, verso l'inizio, non è al quarto capitolo, Krishna dà un'istruzione molto chiara da cosa dobbiamo fare per uscire da questo labirinto. Cittadini pranipatena pariprasnena sevya upadekshanti te gyanam gyanam stapadashi. Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale. Ponegli delle domande con sottomissione e servirlo. L'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità. Tattva Darshana. Chi è fuori, cosa vuol dire Tattva Darshana? Tattva vuol dire la verità, assoluta, la conoscenza perfetta. E Darshan vuol dire di vedere. Dicono, tutti gli indiani sanno la parola Darshan, vuol dire di andare a vedere il Signore. Tattva Darshana significa uno che ha visto la verità, uno che è al di sopra del labirinto. È già uscito dal labirinto e capito esattamente come funziona e come uscire, e da quella posizione Krishna dice di avvicinare una di queste personalità, che non sono tanti, sono anime molto rari, ma esistono persone che hanno seguito, sono stati aiutate di uscire dal labirinto dal loro maestro spirituale, che è stato aiutato per uscire dal labirinto dal loro maestro spirituale. Si chiama la Guru Parampara, vuol dire che è una catena di maestri appartengono in origine dal Divino Supremo, o Balaram o Krishna. In questo caso in particolare da Balaram, perché Balaram è l'origine di tutte proprio l'espansione della compassione divina, che vuole, perché non è che, perché ci sono certe filosofie che dicono che Dio è crudele, è cattivo, è crudele e ci fa soffrire e gli piace farci soffrire e stare qua a soffrire e dobbiamo soffrire ancora anche in relazione, è tutta una sofferenza. Invece non è che Dio è crudele, Lui ci ha lasciato come un genitore, ha lasciato, dovuto alla nostra indipendenza, al nostro libero arbitrio, abbiamo scelto di cercare di stare lontano da Lui. E così Lui non solo ci ha accompagnato qua, ha creato tutto questo parco giochi per noi, per soddisfare i nostri desideri, cercare di soddisfare i nostri desideri. Ma il suo desiderio non è di vederci soffrire, è di vederci giocare felicemente e eternamente con Lui, nel mondo spirituale. Per questo motivo espande nella forma di Balaram e per diffondere, per dare la guida, la conoscenza di come tornare alle nostre origini, tornare alle nostre origini spirituali. Facciamo una cosa, flash. Alziamo tutti in piedi un attimo, facciamo uno stretching. Questo è caldo. Facciamo così. Alziamo anche tutti i piedi. Inspira.
inspira, espira, facciamo più questo.